Buongiorno, rieccoci al Rifugio De Gasperi per un'altra delle nostre gitarrelle virtuali. Io sono Omar e assieme a Simone gestisco il Rifugio De Gasperi dall'anno scorso. Questo è un altro appuntamento e oggi vi porterei a vedere il Sentiero del Gallo. È un sentiero ad anello che parte dal Rifugio De Gasperi e ci torna, un sentiero escursionistico che si sviluppa sulle pendici del club giusto dietro al Rifugio De Gasperi. È molto bello, è consigliabile a tutti, l'anello si percorre in circa 45 minuti, quindi perché non provarlo? Adesso vi farò vedere il motivo. Perché si chiama Sentiero del Gallo? Perché da queste parti nidifica il gallo forcello e non è così raro incontrarlo, specie se si percorre questo sentiero la mattina presto o la sera all'imbrunire. Magari con un po' di fortuna oggi riusciamo a trovarlo. Uno dei posti più belli dell'intero comprensorio del De Gasperi è questa radura con questa panchina che si apre in mezzo a questo bel boschetto di abeti e di larici. Qua la sera c'è la pace dei sensi. Entriamo nel vallone del Malavoglia, siamo in vista delle cime principali del gruppo. Club grande con la pannocchia, Creston di Culzei e la Stron di Culzei, dove corrono vari itinerari alpinistici, varie ferrate, tutto da venire a provare. Eccoci arrivati nel punto più alto del sentiero, adesso si rientra verso il rifugio. Il bivio è di fronte a queste splendide pareti dove ci sono anche numerose vie per l'arrampicata sportiva. Quindi adesso scendiamo verso il rifugio su questo sentiero. Eccoci tornati al De Gasperi, ricapitolando il Giro del Gallo, un giro escursionistico adatto a tutti. Il dislivello si aggira in salita sui 150 metri, tempistiche dai 45 minuti all'ora. Poi ovviamente il bello di questo giro è fermarsi nelle radure e farsi avvolgere da questa natura che ci circonda, altrimenti è inutile andare in montagna. Che dire, vi aspettiamo al De Gasperi, ciao!